Con nonna Carmela abbiamo completato la preparazione della mostarda, eccola qui. Il procedimento è un pochino lungo, perché si devono raccogliere i fichidindi, poi si devono sbucciare, poi si mettono in una ventola abbastanza capiente e si schiacciano un pochino e si mettono sul fuoco. Devono bollire, i fichidindi si devono diventare tutto un liquido e si fa raffreddare. Una volta che è raffreddato si sedacciano per togliere tutti quei semi. Si mette in un scolapasta di quelli con i buchini stretti, se no passano i semi. E poi quando è tutta setacciata, quel seme si passa di nuovo nel passaverdure. Si mette tutto di nuovo nella ventola e si mette a cuocere di nuovo. E deve bollire 2 ore, deve diventare la metà. Ad esempio, se il succo di fichidindia è 4 litri, lo facciamo diventare 2 litri, lo facciamo cuocere a fuoco basso, a fiamma bassa. Poi, quando si raffredda di nuovo, si misura. Noi l'abbiamo misurato ed è risultato 3 litri il nostro succo di fichidindia. E abbiamo messo 90 grammi di farina per ogni litro. Per ogni litro di succo di fichidindia 90 grammi di farina. Ci può mettere anche l'amido, 90 grammi di amido o 100, a piacere, secondo la densità che si vuole. L'abbiamo portata di nuovo sul fuoco, abbiamo girato finché non è andata in ebollizione. Quando sono comparsi le bollicine che bolliva, altri 10 minuti e abbiamo spento. Ora la mettiamo in questi vasetti. Si può mangiare fredda, ancora c'è caldo e piace anche metterla in frigo e si mangia bella fresca. Questa ricetta è siciliana. Ecco, queste mandorle tostate le abbiamo girate un pochettino nel frullatore, le abbiamo fatto così grossolanamente e li mettiamo di sopra. E la nostra mostarda è pronta. Con un pochino di fatica abbiamo realizzato la mostarda di fichidindia.